Non solo un agosto di eventi e manifestazioni, ma la ripartenza a settembre vede Vicenza punto di riferimento per grandi artisti della musica italiana e per lo sport. L'obiettivo per l'assessore al turismo Silvio Giovane è di riaccendere la città e con lei la speranza e la fiducia grazie proprio ad una settimana dedicata alla musica, all'arte e alla cultura. Così, se il 5 e 6 settembre il volley femminile con la Supercoppa e le Final Four occuperanno Piazza dei Signori, proiettando la città del Palladio a livello internazionale, il Teatro Olimpico vedrà sul palco la grazia e la maestria della cantante veneta Francesca Michelin. Ma non ci si ferma qui, il 17 settembre l'evento di piazza sarà il ritorno in concerto di Elisa, la cantautrice friulana tra le più amate cantanti italiane, ha scelto Vicenza per ripartire con i concerti. Serve tornare, ha detto la cantante, e come è accaduto per un altro concerto il ricavato andrà interamente a tutto lo staff, tecnici e musicisti per sostenerli in questi mesi in cui il settore non ha visto ancora una vera ripresa ed anzi le previsioni parlano di primavera 2021 e se la musica è il cibo dell'anima, l'invito è ad essere presenti. We choose